siamo quasi arrivate. Vedete quella casetta dal tetto rosso? Quella laggiù? Sì! È proprio quella! Oh, che bello! Su, andiamo, tra poco saremo arrivate! Yeah! Oh, quanto bollate che hai fatto, Adelina! Sei stata straordinaria! Vero, Gulpe? Non la pensi anche tu così? Hai proprio ragione. Ah, buongiorno Filiberto. Stamattina mi hai svegliato un pochino troppo presto, eh? Sì, ho capito. Ti devi dare una bella regolatina, eh? Insomma. Oh, i miei piccoli focottini gialli. Oh, i miei tesorini. Oh, dunque, vediamo qui. Adelina, proprio brava. E Boppe, mi raccomando, ho bisogno di 10 grosse uova per lo strudel stamattina, eh? Mi raccomando, datti da fare, eh? Brava. Oh, ecco qui. Ehi, ma chi siete voi? Ciao, io sono Heidi, la figlia di Annaluna, ti ricordi di me? Heidi, oh, ti ho vista che eri un fagottino pure tu. Ma certo che mi ricordo. E le tue amiche? Ciao, io sono Chelsea, sono la cugina di Elsa. È un piacere conoscerla. E io sono Elsa. Oh, ma che bello. Non mi viene mai a trovare nessuno. Ma venite. Ma visto che ci stiamo presentando, vi voglio presentare le mie occhiette. Allora, che carine! Lei è l'elegante Mariangela. Che bella, argentea! Sì, lei invece è Delfina, bella paffuta, una mangiona. E qui invece c'è l'impertinente Tullia. Dovreste vederla quando vuole il becchime, come mi segue. Oh, insomma. Che carine! Sono davvero deliziose! Oh, ma se volete vi presento tutti gli animali. Loro sono i miei piccoli amici. Potrei parlare per ore. Ma ora venite a bere un bel po' di succo di sambuco. L'ho fatto proprio oggi con le mie mani. È un vero toccasana. Su, venite. Ah, che bello! Non avevo mai assaggiato il succo al sambuco. Sì, buono, buonissimo. Non avevo mai assaggiato una come questo. Unico. Lo sapevo, un succo di sambuco appena spremuto. Non c'è niente di meglio. Ero certa che vi sarebbe piaciuto. Sì, davvero buono. Oh, non siate imbarazzate. Bevetene anche tutta la caraffa. Tanto io ne preparo tutti i giorni, bambine. Ma ditemi, come mai siete venute fin quassù? Beh, così, perché facevamo un giretto e avevamo voglia di venirti a trovare. Proprio tanto piacere, Heidi. Senti, ma voi invece dove abitate? Noi siamo alla Villa Altavilla. Alla Villa Altavilla? Ma quanto tempo è rimasta disabitata? E voi adesso abitate lì? Oh. Sì, la mia mamma l'ha presa e l'ha restaurata. È bellissima. Oh, certo che è bellissima. Sì, è davvero principesca, elegante e raffinata. E poi su quella casa c'è anche una leggenda. Sì, certo, ricordo. Ma è successo... Oh no, è succo di sambuco. Aringa, Tonno, sono venuti a trovarmi i miei gattini. Lo bevono anche loro il succo.
Oh, quanto piace, vero? Ragazzi, per fortuna che è caduto quel terribile succo, così non lo bevremo. Siamo salve. Beh, tornando a noi, allora, sì, è una leggenda, ma di così tanto tempo fa ormai. È persa nel tempo. Sì, ma le cose vintage sono di moda. Non capisco. Volete delle belle uvette fresche? Te le vado a prendere. No, grazie. Sì, delle belle uvette la mattina. Come fanno crescere bene. Uffa, non ci ha parlato nemmeno del sentiero di luce. Non ci ha parlato proprio di niente. Cosa avete detto? Ho sentito sentiero di luce. Sì, durante un'escursione insieme ad Anna Luna abbiamo visto dei sassi luccicanti e una specie di sentiero di luce, ecco. Avete scoperto il sentiero di luce? Non ci posso credere. È successo. Allora, proprio come avevo sognato. Allora, ragazze, ora vi dirò tutto, perché questo è un segno, Un segno? Il tempo è arrivato, allora. Grazie mille. Dovete sapere che tanto tempo fa una bambina di nome Laila. Questo lo sappiamo già. Si perse nel bosco e di lei trovarono solamente un fiore bellissimo che nessuno aveva mai visto e che nessuno vide più, e anche il suo panierino. E chi vi ha raccontato queste cose? Millicent, e poi un po' le sapevamo già. Ho capito. Beh, allora, dopo la sparizione di Laila, iniziarono degli strani fenomeni nel bosco. Sembrava che il bosco cantasse per lei, volesse parlarci di lei, ricordarci della sua presenza. Cosa accadeva esattamente nel bosco? Le notti si coloravano di luci, colorate, sembravano luci che danzavano nel cielo. Come la mia stanza, la discoteca! Che cosa dici, bambina? È che il sassolino aveva creato nel mio armadietto una specie di discoteca. Non lo so, comunque, è luci nel cielo, le notti, soprattutto adesso, in questo mese, il mese in cui lei non fece più ritorno. Succedono così, strani fenomeni, e poi, se tu cavalchi silenziosamente, puoi sentire dalle fronde come un canto, una melodia. Il bosco sussurra e voi, bambini, dovete ascoltare. Il gatto! Sì, piccolino. Allora era buono il sambuco, siete sicure di non volerne ancora? Ne ho tanto. No, è che non vorremmo privartene. Tu hai così tanti animali, e se a tutti loro piace il sambuco, ne dovrai preparare tanto, poverina. Sì, ragazzi, io in tutti questi anni ho avuto un grande dono. Quale dono? Quello di ricevere Il sambuco? No, quello anche, ma di ricevere come dei messaggi, perché se tu ascolti puoi ricevere, e nelle notti lunghe e silenziose la mia mente era aperta, e allora Laila ha comunicato con me, e tutto quello che lei mi diceva, mi sussurrava, io lo scrivevo. Sapete, nei sogni lei mi raccontava cose, e adesso la sogno spesso, e mi ha parlato anche del sentiero di luce. Ma io vi devo mostrare qualche cosa, un libro, l'ho scritto io, è molto prezioso. Il libro?
Hai sentito? Il libro. Ma allora lei sa un sacco di cose. Ho i brividi dappertutto. Potrebbe aiutarci e anche molto. Ecco, bambine. Sì? È uguale al libro di Millicent. Questo è il mio libro. L'antica storia di Villa Altavilla. Io qui ho scritto ogni singola cosa. Ecco, bambine, adesso vi voglio mostrare qualcosa di molto, molto prezioso nel mio libro. Guardate. Ma questo fiore non l'ho mai visto in vita mia. Questo è il fiore che fu trovato accanto al panierino della piccola Laila. Il fiore bellissimo che nessuno mai aveva visto e che nessuno vide più. Avete proprio ragione, bambine. Ma l'hai sognato? No, è stato disegnato dai genitori e poi tramandato in tutti questi anni. È incredibile. Bambine, guardatelo, non dimenticatevelo. Sì, guardiamo. Ehi, ma si è fatto tardi, dovevamo comprare il pane! Oh no! Adesso dove troviamo la treccia di pane con uvetta? Lo trovate sulla mia tavola. Eccolo, c'è di tutto. Uvetta, semi di papavero, semi di sesamo. Oh, grazie, grazie. Ti promettiamo che torneremo assolutamente. Assolutamente, io vi preparerò del buon succo com'è che si chiamava? Sambuco! Bambine, state attente! A proposito, mi sembra di sentire... Oh, aringa! Oh, tonno, piccoline! Non vi ho preparato la pappa. Adesso arriva e che abbiamo avuto ospiti. Certo che voglio ancora quel succo di sambuco. Tornate a trovarmi, mi raccomando. Certo, grazie di tutto, grazie per il pane. Oh, Tullia, sei proprio impertinente il modo di trattare le nostre ospiti.